Tutto sommato un buon punto, eravate indietro di un uomo, eravate indietro di un gol, siete riusciti comunque a recuperare entrambe le situazioni, quando dipende da voi ma dall'arbitro, l'altro invece dipende da voi, gran prova di carattere, un buon punto. Sapevamo della difficoltà della gara e è venuta fuori secondo me una bella partita, maschia anche con delle buone trame sia da una parte che dall'altra. Sicuramente in questi momenti, in queste gare dove magari la tensione è alta, l'espulsione iniziale ha un po' condizionato poi l'andamento della fine del primo tempo, però siamo stati bravi a stare in partita, anche dopo quando siamo rimasti 10 contro 10 abbiamo provato a spingere, abbiamo preso un gol brutto su una rimessa laterale, siamo rimasti in partita, abbiamo reagito subito dopo il gol preso con una grande azione col tiro di Mujic e poi dopo è venuto il gol del pari e credo che però oggi è stata una partita combattuta tra due squadre che hanno provato fino alla fine a vincere, ci prendiamo il risultato del campo, ci prendiamo questo punto, riprendiamo la nostra corsa per queste 11 partite finali. Ecco, forse avete preso gol nel momento migliore vostro, sembrava che all'inizio del secondo tempo la Proprio avesse in mano la partita. Sì, siamo partiti bene anche inizio secondo tempo, in parità numerica. Purtroppo le partite cambiano da un momento all'altro, dagli episodi, è brutto dire, abbiamo preso un brutto gol secondo me su rimessa laterale dove bisogna stare molto più attenti, sappiamo che hanno dei grandi tiratori da fuori sulla sponda di Zerbato, poi dopo c'è l'esecuzione di Feliciotto che ha fatto un grandissimo gol, però dalla rimessa laterale abbiamo concesso secondo me una giocata troppo facile, come secondo me alla fine abbiamo rischiato troppo su qualche ripartenza, qualche preventiva sbagliata su Fasan, che è un giocatore che è in campo aperto nel dribbling, ha grandi caratteristiche e su questi particolari bisogna ancora lavorare, bisogna crescere perché queste partite abbiamo visto oggi gli episodi sono veramente importanti e determinanti. Ha avuto modo di rivedere il rosso? Di chi? Di Bane. L'ho rivisto, è sicuramente un'azione promettente come dicono ora, io non voglio giudicare quello che ha fatto l'arbitro, non mi metto nei loro panni, non riesco mai a capire qual è la situazione di chiara occasione da rete, perché comunque c'è Oliveri che è ancora in linea e forse anche un po' sotto, però ripeto sicuramente è un'azione promettente, non riesco bene a capire qual è la scelta in alcuni momenti degli arbitri, che però capisco che anche loro è una frazione di secondo, sicuramente il fallo ovviamente è discutibile, l'azione è importante, però da qui a pensare che magari Oliveri o forse c'è dall'altra parte Montesano, tra virgolette, possano metterci una pensa, oppure sono sotto linea della palla e questo può già dire che non è chiaro cosa da rete, non lo so, purtroppo l'abbiamo subito e secondo me se l'arbitro fischiava cioè un giallo o un rosso è inutile stare qui a recriminare, ci può stare in entrambi i casi e purtroppo anche lì l'errore viene su una palla imbucata tra i tre centrocampisti di Feliciotto e lì bisogna essere più attenti a non far passare, a non concedere quei minuti di passaggio, però poi ripeto, fino a quel momento sono contento perché abbiamo fatto veramente una gara importante sia in costruzione sia nell'occupazione degli spazi, secondo me avevamo in gestione la partita, poi è ovvio che quegli episodi ti scombussolano un attimo e ci abbiamo messo qualche minuto a rimetterci a posto, però dai, anche l'ingenuità o il rosso ci ha ancora riportato in carreggiata. Mister, c'è un po' di rammarico non essere riusciti a vincere questa partita in vantaggio, forse anche le azioni finali con Fasan, quel gol giustamente credo perché pensavo fosse fuori gioco annullato, insomma un po' di rammarico forse c'è, aver sfruttato poco anche la superiorità numerica in termini di minuti. Ma sì, probabilmente c'è un po' di rammarico, io porto sempre la prestazione, è stata una prestazione che consolida il nostro grande campionato, che non dobbiamo dimenticarlo, che campionato stiamo facendo, nonostante qualche passo falso recente, ma anche in questo campionato come vediamo ci può stare per tutte. E detto questo penso che punti avremmo meritato di vincere, anche se il nostro portiere ha fatto due bei interventi, probabilmente invece ha sbagliato sull'episodio del gol. Però la squadra non posso dire niente, ha giocato con personalità, con piglio, ha giocato a calcio in un campo non brutto, purtroppo lo dico anche per il palazzolo e per lo spettacolo, e quindi un po' di rammarico c'è. Dammi provare. Cosa dire a Gobetti dirò che
che se vuole giocare a calcio queste cose qua le deve mettere da parte, perché è un giocatore forte, con personalità, che lo stanno vedendo in molti, però queste sono ingenuità che paghi caro prezzo, soprattutto in un momento della partita dove loro probabilmente non aspettavano altro per ricucire un po' la partita dell'uomo, e quindi è un 2004 e queste cose qua spero che se le ricorda. Se c'è un motivo di crescita gli può far bene. Noi siamo un po' arrabbiati con lui, ma da martedì si ricomincia a lavorare. Super gol di Filiciotto, parte tutta la panchina, tutta la squadra, anche testimonianza un po' del momento che stavate vivendo. Questo è un punto guadagnato nella sua ottica. Allora, io dico che il campionato devono vincere le altre squadre, e questo non dobbiamo dimenticarlo, perché sennò altrimenti facciamo degli errori, e noi siamo lì e vogliamo cercare di starci fino alla fine. Per me è un punto importante, questo potrebbe essere molto importante, perché intanto spezza un attimo due partite nostre non belle, e poi ci permette di prendere consapevolezza in un campo difficile contro una squadra che in questo momento qua era probabilmente la squadra con più autostima e che stava rincorrendo forte, quindi ce lo teniamo stretto. Da qua alla fine sono 11 partite, 12 partite, adesso c'è davanti l'Arconatese, ma come abbiamo visto penso che si deciderà le ultime partite, e noi vogliamo cercare di essere insomma al ballo delle grandi, e dopo vediamo cosa riusciamo a fare. Grazie mille mister.